Padre veramente santo, come di Dio la santità. Sì, arrivo. Padre veramente santo. Sì, per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, vita del Signore della sanità, concedi la pace, con l'aiuto della tua misericordia, prego lo Spirito. Io Gesù Cristo che dice ai suoi apostoli, ti danno la pace, ti do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua vita. Lungo la via del Getruccio ed oltre gli ispettorati regionali e nazionali abbiamo poi 28. Continuiamo a seguire il raccoglimento. Assisti, Signore, il tuo. Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio, Tu accogli ogni nostro proposito di bene e fanno vigore e luce per la patria nostra. Tu accompagna la nostra vigilanza, fedeltà fino alla morte, l'amore di Dio,
sia Dio Onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo. L'avete finita. Vengono ora resi gli onori ai caduti, anche nel particolare. Sta per essere smantellato l'apparato connesso alla celebrazione della Santa Messa, che si è stretta comprendendo lo spirito di questo 22esimo raduno tutto particolare, una città che abbiamo constatato essere coinvolta nell'organizzazione di questo raduno, nelle partecipati a lutto delle varie sezioni. Signor Comandante Generale, ha salutato le autorità convenute che ancora ringraziamo. Anche il tempo l'abbiamo. Tutto è pronto. L'Azio si sistemi perché non può sfilare, non puoi defluire così. I commilitoni dell'ispettorato dell'Azio ha una valenza. Signor Comandante Generale, tanti saluti. Tra poco di iniziare, quindi preghiamo di non invadere la sede stradale, altrimenti creiamo problemi. Fate la cortesia, anche se state un po' più indietro non succede niente. Questo deflusso con cui si conclude questo 22esimo raduno nazionale dell'associatamente posizionato come primo in ragione dell'appartenenza della sezione di Aprilia nella provincia di Latina. Serriamo sotto, non più di 2-3 metri tra un gruppo e l'altro, bastano 2 metri. È un raduno diverso, non c'è dubbio, ma anche questo deflusso ha un profondo significato morale. Di solidale vicinanza a tutti gli appartenenti ai soci. Avanti per favore, non rallentiamo, andiamo. Serrate 2 metri, non di più, tra un gruppo e l'altro. Intervenuti a dimostrare quella vicinanza delle stazioni e carabinieri locali, ciascun socio. Del resto l'Associazione Nazionale Carabinieri nacque proprio come un'associazione di mutuo soccorso. Nel 1886 a Milano è stata costituita la prima sezione e poi man mano, prima al nord, a Monza, a Como, poi a Torino e poi in tutta Italia sono state costituite queste sezioni del Comune di Venezia, del Comune di Framaggiore, del Comune di San Donà di Piave, di Villafranca, di Verona. In pace e in guerra, meritate da altrettanti carabinieri,
anche le sezioni estere, 28, vengono da tutti i paesi d'Europa, dell'America Latina, dell'America del Nord e dall'Australia. Sono venuti qui attraversando l'oceano, fieri della loro appartenenza all'Arma dei Carabinieri che con il loro, in tante occasioni, con lo stendardo del loro comune, hanno tangibilmente dimostrato la loro vicinanza. Anche perché sono soci dell'associazione anche i militari in servizio attivo, tant'è che il presidente onorario dell'Associazione Nazionale Carabinieri è proprio il comandante generale. All'Arma, all'associazione, quindi mi scuso con loro se non li cito come gli altri anni, se non metto in risalto giustamente le caratteristiche dei loro gruppi, alla presenza dei bambini, dei quelli più anziani, però capite lo spirito di questo 22esimo raduno che deve essere molto sobrio. Veramente stavamo parlando, se non succedeva questa tragedia avessimo potuto svolgere il nostro raduno, la nostra sfilata e l'ispettorato della Calabria. Vedete con quanta cura, quindi con quanta militare Walter Faust. La regione Puglia. La mia sezione della sua area, Ispettorato della Campania.
Del dovrebbe essere la fine che sconta. La fine. No, è la regione perché è la regione federale. È l'ultima quest'anno e la fine il prossimo anno. Tengono tutta la strada, libero anche un pochino a la regione Abruzzo. Regione Umbria. Andiamo da lì. Che bellissimo piano. Grazie comunque sarebbe stato memorabile in condizioni normali. Oh, fa un viaggio con niente lei. Ci a vedere, ciao Guarda che sono belli. Guarda che sono carini. Il pendolato della Toscana. Con favore del comune di Firenze, decorato di medaglie d'oro. Poi c'è una base anche di amministratori vissuto del territorio veneto. La Lombardia è nata l'Associazione Nazionale Carabinieri nel 1886, in quel di Milano,
seconda sezione costituita a Monza l'anno dopo, primo nucleo di quell'associativismo militare per militari di congedo rimasti senza aiuti economici, e poi terminato col titolo associativismo militare anche delle altre armi e forze armate. Grazie soci di tutti gli ispettorati per la vostra presenza e per aver compreso pienamente lo spirito di questo raduno. State sfidando in modo impeccabile, state eseguendo in modo impeccabile. Uscito da qua va via tutto. C'è una teoria che dice che qui sta strutture congressistiche. Non riesce a intervenire. Che lo puoi distribuire diciamo, un congresso che ha 2, 3, 400 persone in 3 alberghi in 4. Quelli che magari parlano chi si va alla minima televisione c'è sempre Sali di livello? sì, no, ma fa in comparazione abbiamo pagato molto cifre che lo barricano perché abbiamo alberghi tutti uguali. E il flusso. Agnolo! E mi sta importunando, non posso bere. Andiamo indietro? Che ballerini, vedi? Messi! Ciao! Ciao! Ciao ragazzi, ciao! Perché già no? Oh, sì, gli altri coperti, sai. Ha dato tanti termini di allarme. In quei giorni della sessione di apertura dell'incidente stradale di mattina, mentre si recavano all'isola tante le difficoltà organizzative nella convulsa giornata di esercizio sul come affrontare l'emergenza, con la vostra partecipazione generosa, con la vostra queste situazioni di difficoltà possiamo definirlo sicuramente un raduno riuscito. Queste vere virtù dolorose sono l'istituzione del numero di professione civile del Friuli Venezia Giulia. Così come l'intendere l'arma territoriale veneta rappresentata dal comandante della regione, il generale Davino Cavaliere, così come mi intende ringraziata l'arma mobile che ha voluto il richiedere in tante occasioni, che questa organizzazione del
Lui a Roma. Soci delle sezioni dell'Ispettorato del Veneto, Comune Castelcelsi. Qui non può vedere più. ancora cotizzanti, benemeriti, centri stradali. Vuol significare la capacità di ogni carabiniere di ieri e di oggi di entrare in solidale sintonia con tutti coloro che vi sono vicini, nelle sezioni, nei paesi, in sintonia con quello spirito di solidale vicinanza. Siamo? Anche il Veneto, una terra che ha dato tanti carabinieri nei 200 anni di storia patria dell'arma. Una terra, il Veneto, che Spinisi. Cava zuccherina. Adesso a Ragiona? Vieni qua subito.